Guastura qui non t'avia la sapete e l'ora di Giuga. E l'ora non parla. Perché l'ora di... Zabianton. Allez, giughiamo insieme. Salute a tutti, a ringraziarvi di essere con noi in via Stella e come sempre felice di ritrovarvi insieme a Sabiantoni. Auguriamo le nostre squadre di stasera. La confraterna Santa Croce di San Fiorenzo. Vogliamo salutare Giuliano Giulio Santo e Alexandre. Salute. Due parole in confraterna. Allora, la confraterna è stata ricreata nel 2008, conta poco presso una trentina di confrateri e di consorelle e da poi quasi 10 anni si impegna nella vita sociale e culturale di San Fiorenzo, ma di noi di Urione e Biolinco. C'è tutta una gioventù che ha ripigliato c'è abbastanza giovani in sa confraterna, come in parecchie confraterne nei corsi. C'est bien, très bien. Julien, on se crée mica tanto, no? Maca, anche a me. Appena c'è tanto ce matin. Per esempio, à l'écriture, je l'ai reconnu. Giocati stasera contro Fiorimo Mondo, bella squadra fatta da Dede Secli, Natalia Vespurini e Tito Limongi. Salute. Qual è che mi parli di questa squadra? Perché c'è autori, cantatori, musicanti. A Soggio Fiorimo Mondo nada un 25 marzo abbiamo viola, analogia di una Soggio che si batte contro anche questa malattia che tocca i nostri violi e da poi nei pochi giorni abbiamo messo in piazza una canzone che ne va tutti insieme con i pochi attori, compositori, cantatori, artisti di un mondo culturale. Siamo una quarantina per sortere un piccolo CD, una canzone che per essere venduta alla Soggio insieme per aiutare quelli che partono così come noi. Bella opera, potete sciaccamanà. Voilà. Fiorino Mondo. Non so come che io che vado a imparare sta fare qui, ma un coup de deti, due tipetti per aiutarvi, vi posso dire. Per gioco no. No, per canzone sì. Vi daremo, e me la giuga una stundetta, un tempo per me di salutare Sabiantone a me. Patrizia Catacega, salute. Saluta a tutti, belle squadre stasera e bravi beccio che bovate, se vede chi se avete bisogno venga a cantare anch'io. Ci fermo nelle poche piazze. Con piacere. Sarebbe un piacere, sicuro. Allez, giochiamo a raffica. Raffica, un'epoca di domande, ci vuole rispondere il più presto possibile, sapete? Date la risposta, picchiate non tu funzo. Il primo che picchia è quello che risponde. Aspettate la domanda, non solo picchiare non tu funzo. Dunque, rispondete bene, pigliate 20 punti. Allez, prima domanda. In ste galanche ci si può rimirare un scoglio chiamato Uesco. Parliamo di galanche di Biana. Di Biana. Risposta 1. Abbiamo bugiato io no, insomma. Secondo la leggenda, chi torre costruita dall'uomo sarebbe l'origine di creazione di lingue non da terra. So quelli che hanno picchiato i primi, dunque. Adore di Babel, la Tour de Babel, risposta 1. Adore i Babel che l'avevano costruito l'uomo per avvicinarsi da Dio, volevano fare una dora che coglie assina un gelo. Ma Dio, on l'ha mica intesa così, l'ha trovato belli predazionuti e ha capiato tutte le lingue non terra che non si capiscono più. Allez, terza domanda. Conoscete la risposta, attenti. Portiero Furianinco trasferito da Osto scorso all'ACA. Jean-Louis Lega. Risposta 1. Si è appena riuscito, no? Bello rigludamento, bella sera.
Se lo vuole bene giocare con noi sarà un piacere, perché mica. Sicuro. Allez, come si chiama la famosa camminata di Cannes lungo a un mare? Croisette. La croisette. Si vede in les people, risposta buona. Si vede quelli che frequentano il Festival de Cannes. La Croisette in due lì si vedono tutti i livelli palazzi, un quartiere assai lussuoso e che è messo in valore ancora di più con il Festival di Cinema. Progetto. Che ne ha bisogno? La Grogetta. L'ultima domanda di Sarafica. Allez, un paese grauninco associato ai scontri di toponomia viene da Ostu. Paese grauninco associato ai scontri di toponomia viene da Ostu. Cudoli. Cudoli e Gurtigiato, risposta buona. Dunque, taete 40 punti, ma so in testa ancora 60 punti alla Confraterna Santa Croce di San Fiorenzo. Bravi. Giochiamo a varia via. A varia via, una domanda e tre possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e voi Patrizia vi faccio tre proposte. Riflettite appena, date la risposta, che la sia buona così vi pigliate 20 punti. Se vi sbagliate vi cacciamo i 20 punti e regaliamo all'altra squadra. E ora comincia a giocare ancora Fiorimo un mondo. Prima domanda, ascoltate bene, poi dopo le proposte di Patrizia. Chi li venia? In parentia, a Napoleon, un maresciallo Joachim, perché si diceva così all'epoca, Joachim Murat. Ascoltate. Allora, dire uso cugino di terzo, uso sogero o uso cugnato? Sono i casi Roma. Non c'è mica bisogno di appoggiare, tocca a voi di rispondere. Allora, mi dite, Io dicerebbe un cugnato, ma il cognato, son beau-frère. i casi sicuro. Joachim, come lui diceva all'epoca, Joachim Murat. Risposta buona. Mia Maria. Chi dire a C'è il Maridado? professore di storia lì. C'è un professore di storia. Quale? Andiamo a rubare la risposta. Era Maridado con Carolina. Carolina, la canzone di MC Solar, era un omaggio. Tocca a noi. Chi artista lirica è nata Sofia Cecilia Calos Tra Maria Callas, Renata Tebaldi o Evelyn Lear. Diria Maria Callas. Maria Calas, come Calos, Calas, no, si assomigliano. E mica un Evelyn Lear, Azure la Diamanda. E te ragione. Allora, Maria Callas, detta chiamata Aibia di Lobera, che ha cominciato da giovanissima a cantare, ma che è stata conosciuta proprio fatto la sua carriera dopo la seconda guerra mondiale e che ha cantato quasi il soprano, l'aria più grande di l'opera in del mondo. È morta 40 anni fa. Ecco, avete preso 20 punti. Tocca a noi. Chi città italiana è associata a dinastia di Medici o I Medici. Allora, seria Napoli, Firenze o Benige? Firenze. Di sicuro. Firenze, oui. Firenze. Ça fait l'unanimità, risposta buona. I budanti, i denanti di Firenze dal XV al XVIII secolo, dunque si trovava Laurent le Magnifique, No, je vous en prie. Baba Clemente, no, ma Goûtez, la goûtez, mica no, è goûtez. o Baba Clemente Zete Madinou, a regina di Francia, Catherine de Médicis. Allora ci sono i vari palazzi, c'è il palazzo di Medici, Firenze, ma c'è di noi a Sodomba, e a Sodomba è fatta con marmaro d'orezza. Verde d'orezza. Ci lo andai in Firenze, che Yeah. bella città e poi assai, dunque, un luogo di storia dunque. Avete preso 20 punti, bravi. L'ultima domanda di Savaria Via. Chi vuole dire espressione appatella un fiume? Chi vuole dire? Allora, tra Abelena un fiume
andare a pescare con la basta merza o togliere l'acqua da un fiume. Dunque avvelenare un fiume, andare a pescare con la basta merza o togliere l'acqua da un fiume. Togli l'acqua. A parte là un fiume. Mi pare che togli l'acqua. Mi pare? Che vi dite allora? La seconda proposta. Andare a pescare con la vasta merza. No, mica. No? No, allora aspettate, a prima dire avvelenare un fiume, a seconda togliere l'acqua da un fiume. Toglie l'acqua di un fiume, no? Enlever l'eau d'un fleuve. No, non è mica questa. No, La seconda, no, già prima. La prima. La prima. Bon. 60 punti quantunque, ma sono passati in testa anche 100 punti. Un primo mondo. Giochiamo a trappola. A trappola, domande preparate dai nostri candidati. Un momento di scopre questa domanda. Allora, se li rispondono bene, pigliano i 40 punti, se una unica risposta, ripigliate 20 punti quantunque. Allora, bon. E questa trappola. Chi sono stati i 3 primi domeni di insegnamenti dell'Università di Corsica in un 1765? Les 3 premiers domaines d'enseignement in l'Università di Corsica Ah, in un 1765. allora gira A, Allora chi c'era? Tito? Il rito, no? Il rito. Oh, il diritto. La lingua e le scienze, no? Cioè se più preciso. Bon, riflettiamo diritto che hai detto. appena come se non fossimo all'ebiga. La lingua non penso mica. No? All'ebiga. Dunque hai detto il diritto. Bon, là è Il diritto. Il diritto è normale. le scienze e la terza, La religione. la religione. Astebica. Eh, E beh, sapete che cosa? cristiano. Non c'era un semimica lontano, un bastara mica, ma un semimica lontano. C'era il diritto, la filosofia, la e filosofia. la teologia. La teologia. La teologia. Si trattava di La religione, religione. ragione. T'avia di ragione. Bon, avete ripigliato 20 punti, quantunque. Oui, mais rien de glorieux. Hein. Je suis désolé. C'est glorieux. Hein. A tempo. Bon, allez. Dite musicanti e canterini, faccia a voi. Dunque, vi domandano, di dateci 5 canzoni in due il titolo aumenta una pianta. Udidolo. Il titolo, oui. 5 pianta o fiore, 5. Allez, cominciamo. La prima chi bene, qual è Cesaria? No, manco una. Allez, aio. La pianta in generale. Piante, fiori, Aiutali. Aiutali. No, manco una. Mica non so. Beh, fiore. Dunque, adesso è difficile. Fiore. Ma lei- Qual è essa? Fiore. Fiori. Bon, per chi mica. Bon, per esempio, un fiordaliso. Ai. Feli, aie. Santia Villetta. Senti, avete di Patrizia Gatacega. Ma la villetta è mica don... Una pianta. Pianta e volete. fiore. Ah, pianta e fiore, scusate. Un rosulaggio. L'amandolo di orto. So tutti io, quando O vino tunisiano, amandolo fiorido. Margherita, per esempio. La pizza. Chi c'è? Bon, fiore l'avete detto, anche Petruel Fucci. La violetta, Leccia, La liu tra di Leccia e l'uomo. Giridondo. E note, La violetta. Bon, dunque, non avete mica presi punti, ma bon. Avete quantunque 80 punti La per ballata ora, di sono in testa anche Bigagliola. 120 punti. E giochiamo a un sciapacato.
Che? Dice Radio stessa cosa. Il n'y a rien de glorieux. Ricominciamo un cusciapo a capo. Dunque, un cusciapo a capo potete pigliare 60 punti al primo indizio. Ma Ce le trovate su sciapo a capo e poi dopo a ogni indizio anche avremo 10 punti. Dunque, per trovare su sciapo a capo e per 60 punti, ascoltate il primo indizio di Patrizia. Allora, o tempo sguilla non a me, infatti so come uno, più passano gli anni e meglio so, guardatemi burro, più passano gli anni. C'est vrai. No, è la verità. Ciò a dirla, è con tutto. vero, Ciò a dirla. soprattutto a televisione. Ma potete fare una E proposta, non vi meglio cacciamo so. nulla? Più passano gli anni e meglio so. Oui. Come uno? Se ti avete un'idea, So picchietti non come tu funzi e fate una più proposta. passano gli anni e meglio so. Un altro indizio per 50 punti. Non ho visto passare niente, ma un miso mosso. Quale sia il tempo? Fermo di betra. Un'idea. Ulio di Roccappina. Un lio di Roccapina, perché mica... Ma no, non è mica uno sciapo a capo di stasera. Un altro indizio, Patrizia. A vedra io sta appunto che si trova in imeloghi e uranidu. E so armato per resistere al tempo che passa. I muvrini, a vileta e puruganta u bobulu gorso a Zano. Direbbe a Bonivasio. Bunivazio? No. No. Ci vuole aspettare l'ultimo indizio. Da 1980 sono classificato un monumento storico e in Corsica tutto il mondo conosce la mia storia. So A Stantara. a Stantara. E no. E no. Io so che ti hai la risposta a Misibare, ma bon. On vient più. No. Allora, agonisciano a risposta, ma che gli hai in burro. No, ma giusto un momento, voglio dire che dunque staremo a 80 punti, 120 per voi e se avete picchiato appena più un anzo, ma avrei da dire Noi abbiamo detto filitosa. e Filitosa. avete ragione, ma un pigliati mica punti. Voilà. Non va bene Voilà. per nulla. Patrizia, no, ma ci vuole a salutare, usa per. Allora, guarda die che Roger furia. Grosjean che ha scoperto e prime stantare armate, d'altronde con Dorothy Carrington. E dunque, Susido, di Vilidosa o Gunishima per via la volontà di noi di avamia Cesari, che si è impegnato per farlo conoscere, per mettersi se stantare in una certa maniera, anche se non è mica la maniera d'origine, ma è un percorso assai interessante dove lo si spiega, si parte guso gasco e ogni volta è spiegata cosa sono l'arme, cosa è la stante, racconta la misura, eccetera. Dunque un affare assai interessante per tutti noi, i corsi e i turisti. Avete 90 punti, ma i nostri sapientoni di stasera sono quelli di a squadra. Fiorimo un mondo con 130 punti bravi. Allez, regali, fa tutto il mondo. Il n'y a rien de glorieux. I nostri vincitori hanno avuto ascoltato musica cuso alta oggi senza vilo amplificato regalato da un nostro partenario Fnac Ajaccio. L'altri sono da Lica con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ecco. Bella partita, allez, venite qui con noi, sapientoni.tv, un'altra pagina Facebook, un ringraziamento al pubblico di stasera e alle nostre belle squadre di Sapientoni, a ringraziarvi e un ringraziamento di noi a me Sapientona Patrizia. In onda. Allez, basterà per stasera, Me li so da qui una per stundetta, play. l'informazione, non ta via Stella, da qui a tondo, Quando si vince, quando ciao! si perde. Ha vinto no. Venite là. Merci.